Italia, lo studio delle teorie sul colore portò allo sviluppo di una corrente artistica che, similmente al puntinismo francese, non mescolava più i colori sulla tavolozza, ma li applicava direttamente sulla tela. In questo modo i colori puri si fondevano insieme restituendo le sfumature e i chiaroscuri. Questa corrente pittorica venne definita divisionismo. Una forte componente simbolica caratterizzò le opere dei divisionisti insieme ad un impegno politico e sociale. Giovanni Segantini fu uno degli esponenti più importanti del divisionismo. Riuscì a interpretare la natura in chiave mistica accostando la vita contadina a simboli della condizione umana e spirituale. Le sue opere migliori celebrano la montagna nella sua solennità, senza mai scadere nella rappresentazione stilistica da cartolina. Segantini si immerge nella natura perché si sente parte di essa, non la racconta come fosse uno spettatore distratto, un turista di passaggio. Nell'opera Pascoli di primavera, dipinto nel 1886, si assiste alla celebrazione della primavera dopo il lungo inverno, con l'esplosione della vegetazione rigogliosa e vibrante di colori. I soggetti in primo piano sono una vacca e il suo vitello che pascolano pigramente vicini alla baita, dove è possibile osservare una donna intenta a spostare una carriola e più in là un'altra donna. In alto le montagne nevate ci fanno capire che l'inverno ha appena fatto le valigie, ma non è ancora partito. A guardare con attenzione il dipinto pare di sentire suonare il campanaccio al collo della vacca ad ogni minimo movimento dell'animale. È uno dei quadri più conosciuti di Segantini, un'opera che lo stesso artista amava profondamente. Il dipinto passò attraverso collezionisti stranieri di mezza Europa fino a giungere alla Pinacoteca di Brera, dove si trova tuttora.